Fragili ma non soli. Gli anziani ospiti nelle RSA hanno vissuto un periodo difficile durante gli anni della pandemia, ma l'età non è un peso per chi sceglie di tornare bambino. Nessun elisir miracoloso per questa ricetta, che comunque di ingredienti ne ha pochi ma buoni. La socialità, la manualità, la stimolazione cognitiva e un album di figurine che porta con sé la magia di sentirsi davvero protagonisti di un viaggio indietro nel tempo. In base a uno studio scientifico, quindi è una cosa fatta, pensata, e hanno visto che questo album aiuta molto gli anziani in RSA, ma anche quelli malati di Alzheimer, al primo stadio, a riprendersi. Si tratta di un album di figurine per i nonni, con immagini di cucciolotti da collezionare, incollare e scambiarsi, coinvolgendo gli anziani in un gioco che ha benefici terapeutici. Album che vengono distribuiti gratuitamente da AVO, l'associazione Volontari Ospedalieri, che seguono il progetto e la sua evoluzione. L'iniziativa è già partita nelle case di riposo qui di Bassano, che è Villa Serena, lo Sturm Pazzaglia e anche la RSA di Cartigliano. Mi hanno detto che è stato ben gradito dagli anziani perché stanno ritornando bambini, le fotografie sono belle, gli piacciono e poi anche perché l'album rimane personale. Gli anziani ultimamente sono stati lasciati poverini per la pandemia eccetera, un po' da soli e quindi adesso abbiamo dato un qualche cosa per far vedere che non sono soli, c'è qualcuno che li aiuta, le case di riposo ma anche i volontari che ben volentieri gli stanno vicino.